Buonasera, bentornati in diretta alle frequenze di Radio Padania Libera, Spazio Hockey con Marco De Paoli e Tino Edoardo, la trasmissione che vuol parlare di hockey, vorrebbe parlare di hockey. Marco, nonostante sia luglio, faccia ci un siano caldo boia, però. un'afa a Milano, ragazzi, che non ve le raccontiamo neanche di quanto fa caldo qui in pianura. Stasera puntata dedicata all'Elite A. L'altro giorno c'è stato i termini dell'iscrizione al campionato, che fra 2 minuti andremo a chiedere al presidente della Valpellice cosa ne pensa, anche se si sono iscritti, e che prospettive lui ha nei confronti di questo campionato. Campionato a 12 squadre, quindi il numero delle squadre è aumentate, sono le 8 dell'anno scorso di Serie A, più le 4 di Serie A2, quelle a cui è stato impedito di giocare in Austria, tranne il Merano. Il Merano non si è iscritto, non si sa bene che fine faccia, se la Serie B o si dedichi solo alle giovanili. Ed è un peccato, perché Merano è comunque una piazza storica, ha vinto 2 scudetti, quindi è assolutamente un peccato perderla. Sì, spiace anche che le 4 squadre che hanno partecipato alla INL saranno costrette, perché in fin dei conti sono state costrette a iscriversi all'Elite A. Staremo a vedere anche loro come affronteranno questo campionato e come tratteranno anche le squadre. Poi lo vedremo nel proseguo della trasmissione. Milano si sta già muovendo molto sul mercato, ma ne parliamo più tardi, mentre ci stiamo cercando di metterci in contatto con il presidente della Valpellice, Marco Cogno. Valpellice che poi ci faremo anche chiarire dal presidente, come quasi tutte le squadre, hanno problemi di soldi, Marco. Sì, la stessa, proprio il Valpellice è stata la squadra più a rischio, perché insomma sono alte le spese sia dei giocatori stranieri sia anche di quelli italiani, perché il bacino del Piemonte non è che sforni questa gran quantità di giocatori. In più c'è stato anche per un bel po' di tempo il problema del palaghiaccio, che adesso chiederemo se è stato risolto o ci sono ancora altri strascichi. Valpellice che negli ultimi anni ha fatto faville, è arrivato in finale di campionato, ha vinto una Coppa Italia, l'anno scorso è uscita ai quarti di finale, pur arrivando quarta in regular season. E insomma, oltre ad essere una piazza che ha dato tanto all'hockey storicamente, quando anche giocando in Serie B o in Serie C riempiva lo stadio anche con 1000 persone, adesso ha anche cominciato a raccogliere i suoi frutti. Diamo il benvenuto al presidente della Valpellice, Marco Cogno. Buonasera, presidente. È caduta la linea. È caduta la linea, vediamo di riprendere il collegamento. Giustamente, Marco, tu stavi dicendo quelle che sono non solo le difficoltà che ha Milano, che ha la Valpe, ma comunque che ha anche Bolzano, per dire, per quanto riguarda il campionato austriaco. Insomma, un po' tutti quest'anno toccare il portafoglio è come prendere la scossa. Sì, il periodo di crisi è quello che è, un po' per le aziende, figuriamoci per lo sport, è tutto concatenato, le aziende non guadagnano, chiudono, non sponsorizzano, perché le prime spese che tagliano sono quelle della sponsorizzazione, per cui problemi un po' per tutti. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo riusciti a riprendere il collegamento, era caduta la linea. La Valpe ha formalizzato l'iscrizione al prossimo campionato di Elite A. Però un'Elite che nasce a 12 squadre, che vista così sembrerebbe anche bella, ma con quasi tutte le squadre con problemi di bilancio. Ma allora, innanzitutto noi ci siamo iscritti perché
ovviamente ci sembrava doveroso farlo, anche se eravamo, e da sempre l'abbiamo continuato a dire, profondamente contrari al cambiamento così radicale di un regolamento che penalizza soprattutto le squadre decentrate dal nord-est come la nostra, poiché non c'è un mercato degli italiani, quindi di conseguenza ci stiamo raccontando una favola, e quindi le squadre come la nostra fatica, perché i ragazzi quando arrivano a 20 anni devono smettere di giocare perché non hanno squadre dove andare a giocare, e quindi dal mio punto di vista sarebbe molto importante, dal nostro punto di vista sarebbe molto importante trovare il sistema di aumentare il numero delle squadre senior a livello nazionale. Quindi il regolamento che si è stato fatto per quest'anno, per questi anni, sicuramente va nella direzione opposta, e si stanno riproponendo sempre comunque gli stessi errori del passato. Ecco, Noi però ci siamo... Prego. No, stavo appunto seguendo il suo ragionamento, che tra l'altro anche penalizza molto la vostra squadra il ridimensionamento del numero degli stranieri. Ma sì, noi non è che vogliamo giocare con gli stranieri, il problema è che noi vorremmo costruire un roster, quindi è difficilissimo trovare 18 giocatori su 22 italiani, poiché chi ha i giocatori italiani non li lascia certamente andare in giro per l'Italia a fare diciamo così i professionisti. Noi continuiamo a sostenere che il mercato dovrebbe essere più libero, e quindi fondamentalmente avere la possibilità di far giocare a titolo professionistico o professionale dei giocatori che invece non fanno nient'altro che fare doppio lavoro, perché poi se giocano nelle loro squadre, nella loro città, nei loro paesi, a quel punto gli ingaggi che vengono pagati sono ovviamente giustamente molto ridotti rispetto a quello che potrebbero magari prendere da altre parti, e quindi c'è un mercato degli italiani che non esiste di fatto. E la prova ne è che ai nostri giocatori, quei pochi che abbiamo, che siamo riusciti a strappare con i denti magari a squadre che non presentano più la squadra in Serie A o compagnia bella, siamo stati attaccati da tutti i fronti, perché i nostri giocatori sono stati richiesti ovunque. Ambrosi è andato a Renon, Rizzo non so dove andrà, e De Biasi è stato corteggiato fino all'inverosimile, Nicolao lo stesso, quindi formalmente è chiaro ed evidente che se c'è un mercato di questo genere non si può pensare di poter fare delle squadre al di fuori del Trentino, dell'Alto Adige o del Veneto. Presidente, noi 2 settimane fa abbiamo avuto Visentì, che era il presidente dell'Egna. Si era parlato, al di là della costrizione loro di dover fare il campionato dell'Elite, anche, come stavamo appunto dicendo, le difficoltà proprio da allestire c'è una squadra per l'Elite. Insomma, uno partecipa a un massimo campionato di una nazione, che non è come partecipare a una Serie B, diciamola, che austriaca. Ma guardi, io non sono molto convinto. Egna ha sicuramente una potenzialità economica fuori dal comune, tant'è vero che proposta con il nostro allenatore Mike Flanagan, e quindi non si è fatta nessun tipo di problema, è andata sul mercato e ha portato via praticamente quello che l'anno scorso era stato definito il miglior allenatore della Serie A, e quindi probabilmente aumentando anche probabilmente di parecchio la cifra che noi avevamo concordato con Mr. Flanagan, perché sennò altrimenti forse sarebbe ritornato a Torre Pellice, e poi hanno avuto quello che hanno voluto da sempre, cioè giocare con 4 stranieri. Non vedo per quale motivo debbano pensare di avere problemi. I problemi non li hanno loro, i problemi li hanno le squadre come può avere Milano, come la può avere Valpellice, che non abbiamo squadre limitrofe da cui attingere dei giocatori, e il Milano ancora qualche squadra più vicina a loro, e magari qualche giocatore riesce ancora a portarselo a casa, o in Fartimo o con qualche prestito. Noi invece abbiamo veramente delle difficoltà
estreme, quindi un regolamento a 4 stranieri che tra l'altro consente solo di poter poi tesserare giocatori o transfer limitati, che sono solo dei giocatori che hanno un passaporto italiano ma hanno raggiunto un'età che sono già sicuramente in età svincolata, quindi over 30 anni, e sono i soliti nomi che poi a quel punto gli si dà un potere contrattuale nei confronti delle società enorme, e quindi invece di abbassare i costi e quindi i budget si alzano, perché se uno vuole avere l'opportunità di avere 2 o 3 giocatori con quello status deve mettere sul piatto un tot di denaro che non è giustificato, perché in Europa e nel mondo ci sarebbero giocatori molto più bravi che darebbero molto più spettacolo, aiuterebbero molto di più il movimento tenistico nazionale a dei prezzi decisamente inferiori, solo che non facciamo come all'estero dove il mercato dei giocatori è libero, e quindi di conseguenza noi invece di imparare dagli altri continuiamo a voler fare di testa nostra e a fare di fatto un campionato di natura regionale. 7 squadre sono dell'Alto Adige, una è del Trentino, 2 sono venete, una è lombarda e una è piemontese. Sì, no. No, era un consiglio, Presidente. Oggi che Milano ha ufficializzato l'acquisto di 2 giocatori, tra l'altro italiani ma di scuola svizzera. Può essere un consiglio magari attingere magari a qualcosa da Oltralpe, ecco, visto che voi siete da quell'altro lato lì e guardate un po' più la Francia, per dire, che non la Svizzera come Milano. Se non si può, però se non possono prendere non è così semplice, nel senso che non è che ci sono tanti giocatori. Io ripeto, guardi, io oggi sono stato impegnato tutto il giorno, non so neanche chi ha ufficializzato il Milano, quindi da quel punto di vista lì sicuramente in Svizzera c'è più possibilità, in Francia non la vedo così semplice, perché giocatori con passaporto italiano. Abbiamo problemi di linea, è caduta la linea. La mia c'è una domanda, magari c'era qualcuno che si era spostato in un campionato francese, cioè a giocare, ma di passaporto italiano, era questa la mia domanda, Marco. Interessante comunque, Presidente, speriamo di rimetterci in collegamento, perché l'argomento devo dire che è molto molto interessante. Sì, d'altronde adesso tra le righe parrebbe che la Valpe faccia fatica ad allestire il roster. In effetti giocatori piemontesi di livello da Serie A non sono così tanti come ad esempio quelli lombardi, ad esempio, che si stanno facendo le ossa in Svizzera. Abbiamo forse aggiunto, chiedo al regista se è in linea. Ok, abbiamo ripristinato il collegamento. Presidente, è ricaduta la linea, scusi, ma io ho il mio ritorno però della mia voce, ma non so se è normale. Chiediamo al regista se chiediamo al regista. Sì, fatto. Okay. Uno degli annosi anche problemi che ha colpito la Valpe negli ultimi anni è il problema del palaghiaccio. Noi eravamo rimasti con lei che c'era questa questione anche con la regione di discorsi di arretrati. Adesso la situazione come si è risolta? Che sentivo anche nei mesi scorsi che poteva esserci anche l'opportunità di andare a giocare a Torino. Ma dunque, allora lo stadio del ghiaccio in questo momento qua è un'incognita molto grande, per il semplice motivo che la regione ha presentato nella fine del mese di giugno una manifestazione di interesse a cui abbiamo partecipato noi e hanno partecipato un'altra società sportiva che attualmente gestisce un altro stadio del ghiaccio. E adesso entro il 23 di luglio è stato poi presentato un bando, e adesso entro il 23 di luglio noi dobbiamo fare un'offerta e poi in base all'offerta, che è suddivisa con un progetto tecnico e un'offerta a ribasso rispetto al contributo di spese di gestione, verrà assegnato per i prossimi 3 anni la gestione dell'impianto. Se noi non dovessimo aggiudicarci la gestione dell'impianto, ovviamente cambierebbero ulteriormente le strategie, perché aumenterebbero inversibilmente i costi di gestione della squadra, e quindi può anche darsi che noi a questo punto possiamo anche decidere o pensare o valutare l'ipotesi di spostarsi da un'altra parte e magari scendere
nel capoluogo piemontese, dove nel 2015 ricordo a tutti che Torino sarà la capitale europea dello sport, e quindi con tutta una serie di avvenimenti che potrebbero essere quindi di contorno anche a tutto il discorso dell'hockey su ghiaccio, quindi sarebbe neanche una cattiva idea. Chiaramente la nostra idea non è tanto quella di spostarci, sarebbe quella di rimanere in valle, perché la nostra tradizione è lì, 81 anni di storia sono lì, però è evidente che se poi arriva un gestore che ci chiede i mari e monti della luna per giocare a Torre Pellice, forse bisognerà poi trovare qualche altra soluzione, ecco. Ha citato la manifestazione del prossimo anno a Torino. Potrebbe essere, come giustamente stava dicendo lei, un'ottima occasione non solo per la Valpe, ma anche per il Torino, per dire, ma per tutto lo sport piemontese. Speriamo che sia sfruttata meglio delle Olimpiadi. Pronto? Pronto? Le Olimpiadi le ho vissute a Torino e ripeto, Torino da un punto di vista delle Olimpiadi è stato un grandissimo successo, nel senso che nel momento delle Olimpiadi niente, non riusciamo ad avere un collegamento. Proviamo almeno per salutarlo, almeno, cioè, no, Marco. Sì, diciamo che il presidente è in una zona abbastanza d'ombra. No, ma la mia domanda era, cioè, siccome per quanto mi riguarda abbiamo sprecato un'occasione d'oro, quello delle Olimpiadi, per pubblicizzare l'hockey, noi parliamo di hockey giustamente, ma anche tutti gli altri sport, insomma, sul ghiaccio, e secondo me si è sprecato una grossissima occasione per quanto riguarda le Olimpiadi torinesi. Presidente, eccoci, scusate, ma senta, non so cosa succede. Niente, ascolti, noi volevamo ringraziarla per essere intervenuta. Marco, avevi qualche altra domanda veloce? No, un po', ma prima che cada di nuovo la linea. No, ma mi ha anticipato già prima con la risposta. Volevo chiedere com'era un po' la sinergia con anche le altre realtà piemontesi, perché ricordiamoci, c'è la Valpellice che è in Serie A, poi c'è Torino, Pinerolo che fanno la Serie C, più altre società che fanno un po' leghe amatoriali come il Torino Bulls e cose del genere. C'è una sinergia tra tutte queste squadre o c'è solo una sana rivalità? No, rivalità zero, dal nostro punto di vista zero, si immagini, cioè, voglio dire, anzi, il problema è proprio un altro. Noi vorremmo che Torino, che Pinerolo, che altre società possano un domani creare delle squadre senior di livello per poter giocare nel massimo campionato di Serie A, e quindi di conseguenza per quello che io continuo a sostenere che le squadre dovrebbero avere l'opportunità di essere costituite e costruite in base alla possibilità di poter acquistare giocatori in ogni dove, con la possibilità di fare come fanno in altre squadre, dove ci sono magari dei punti, dove insomma trovare delle formule dove però non si penalizzano squadre come magari Torino o Pinerolo che se dovessero cercare di trovare 22 giocatori da mettere in campo, che possano stare in campo in una categoria di un certo livello, è impossibile, proprio matematicamente impossibile. Detto questo, ripeto, Torino secondo noi il prossimo anno avrà di nuovo una visibilità molto importante, non certamente come quando ci sono state le Olimpiadi, che dicevo che da un punto di vista mediatico e tutto è stato un grandissimo successo a Torino. Dopodiché Torino dovrà sicuramente proporsi anche a livello nazionale per quanto riguarda l'hockey, perché sicuramente avere una squadra rappresentata dalla città metropolitana e dal capoluogo piemontese è sicuramente una buona cosa. Poi ci siamo noi che abbiamo una storia di lunga durata e cercheremo di farla durare ancora più lungo possibile, ecco, tutto qui. Bene, Presidente, noi la ringraziamo, sappiamo che le abbiamo rubato, penso, il primo e anche il secondo a questo punto. No, stia tranquillo. Un in bocca al lupo e un buone vacanze, perché intanto siamo... Adesso le vacanze sono ancora distanti per me, comunque crepi il lupo e la ringrazio. Arrivederci, a risentirla, grazie ancora. Grazie, Presidente. Buona serata a tutti e a tutti i radioascoltatori, buonasera. Grazie, Presidente. Marco, molto interessante l'intervista, a parte l'interruzione, con il Presidente della Valpe, che ha sottolineato le difficoltà sia
le famose difficoltà economiche che ci possono essere come in tutte le squadre adesso di Serie A, ma anche ha sottolineato c'è il fatto che insomma giocatori, come abbiamo sempre detto, tutti questi giocatori italiani non è che ci sono proprio. No, anzi, sono sempre meno. Io questa polemica ai stranieri o oriundi italiani, credo da quando ho cominciato a seguire l'hockey. Non avevi la barba, mi sembra. Sì. Ero alto 1,80 m. No, cioè, ci sono sempre stati questi discorsi e il problema è che i giocatori italiani sono diventati sempre meno, il movimento si è sempre più ristretto e sarà sempre più difficile recuperare. E come ci insegna il presidente, meno giocatori ci sono, più il prezzo sale, perché se la richiesta è maggiore e i giocatori diminuiscono, la richiesta anche del giocatore stesso aumenta. Certo, la legge del mercato, soprattutto pensiamo a un ragazzo della Val di Fassa che ha lavoro, l'ambiente è tutto lì e può sia lavorare sia giocare a hockey, però il fatto di prendere e andare a Valpellice, che è dalla parte opposta della pianura padana, bisogna pagarlo, cioè deve diventare un professionista. Quindi non è così facile come spostarsi da Canazei ad Alleghe, che magari si può fare avanti e indietro. Arrivare a Torre Pellice o a Milano devi proprio stare lì stabilmente. È lunga. Bene, passiamo no, rimaniamo nell'Italia. L'abbiamo detto prima, Milano oggi ci ha ufficializzato 2 giovani, Terzago e Colombo, dopo Giudici e Caffi Dall'Egna. Terzago un giocatore che ha giocato sia ad Ambrì che a Lugano in età giovanile, molto forte, mi dicono dalla Svizzera, molto molto forte. Si sta avverando quello che io continuo sempre a dire, perché Milano non va ad attingere a giocatori che magari si allenano a Lugano, ad Ambrì. Perché magari stanno bene là. Sì, no, ma per dire, io ho sempre detto, ma perché non Beh, sono quasi contento anch'io che si sia un po' cambiata un po' la cosa e che si stia guardando anche a chi gioca al di là del confine, ma che è di nazionalità italiana comunque. Svizzera, come stavamo dicendo, non abbiamo detto che il prossimo anno Asiago sarà ci ospiterà i mondiali degli under 20 di prima divisione. Beh, risultato per Asiago. Che ormai fa un mondiale ogni anno, Asiago. Ormai sì, se non è femminile, anni 17, comunque penso che la cittadina dell'altopiano che sia anche bello, insomma, poter ospitare queste manifestazioni. Svizzera, Casambri, gli allenamenti inizieranno il 4 di agosto, mentre per quanto riguarda Lugano comunica che entro il 31/7 per i tifosi che vorranno rinnovare l'abbonamento sarà ancora aperta l'opzione, dopodiché gli abbonamenti saranno nuovi e i primi appuntamenti per quanto riguarda il Lugano sono il 1 di agosto, che tu forse non lo sapevi, è Festa Nazionale Svizzera. Certo, lo sapevo. Lo sapevi? A vedere, tu te lo sei scritto. Saranno in Piazza Battaglini a accogliere, sì, mancano 2 settimane. Appunto, saranno in Piazza Battaglini ad accogliere, ci sarà tutta la squadra ad accogliere i tifosi che vorranno vedere la nuova squadra, mentre il 3 di agosto scenderanno alla Risica per il primo allenamento. Fiala, l'ottimo giovane visto ai mondiali, ha strappato un contratto di 3 anni nel CL con il Nashville Predator, mentre per Matteo Lombardi, attaccante del Servette, che si accasa ai New York Rangers. Che non sono 2 squadrette no, così mi dicono. Sono tra le migliori al mondo, quindi buon per loro. Buon per lo Fiala, l'abbiamo visto in mondiale, un bel giocatore, penso che l'esperienza che farà in America, penso che farà bene anche per quando tornerà in nazionale a giocare con la Svizzera. Campionato svizzero che inizierà il 10 di settembre con Zurigo Lakers, mentre le squadre ticinesi giocheranno tutte e 2 in casa, la prima l'11 settembre, l'Ambri Piotta con una partita subito a botta col Berna e il Lugano in casa con i Lakers.
mentre il campionato italiano dovrebbe, perché adesso inizierà tutti i balletti del calendario, dovrebbe iniziare il 20 settembre. Quindi vedremo un po'. Le amichevoli estive non ne sappiamo niente, non sono ancora state annunciate, tranne qualcuna del Valpusteria, contro tutte squadre straniere. Sì, ci sarà anche una bellissima amichevole, secondo me, se siete dalle parti di Cortina, andare a vedere, con i campioni della KHL che giocheranno, dunque anche lì spettacolo nello spettacolo in mezzo alle Dolomiti. Che anche la KHL non è che viaggi in buonissime acque, per quanto sia milionaria, ci sono alcune squadre che sono saltate. E squadre mica, e altre sono arrivate. Comunque, insomma, è un campionato, c'è anche quello che penso che Porto di Mare dovrà avere i suoi tempi per poter stabilizzarsi come il campionato noroamericano. Comunque il campionato nord-americano è difficile che siano saltate squadre, adesso io non ne ricordo. Ci sono stati spostamenti di franchigie, più che altro è passato da una città all'altra, mentre invece in KHL sono proprio squadre storiche che non hanno più i fondi e puff, bancarotto. Marco, teoricamente è la penultima trasmissione della stagione. A settembre, ad agosto vedremo anche com'è la programmazione di Radio Padania, per trovare il regista ha fatto un gesto che non lo sa neanche lui, sembrava il Gesù Cristo di Rio, quindi rimanete su queste frequenze che vi sapremo dire. Ma comunque cercheremo di farvi compagnia, di tenervi informato sulle nostre 2 squadre ticinesi. Per ora vi salutiamo, vi ringraziamo, vi auguriamo buone vacanze. Alla prossima, non si sa quando, ma alla prossima. Non si sa quando, ma alla prossima. Un saluto da Marco De Paoli e Tino Edoardo. Avete ascoltato Spazio Ok.